È stata ufficializzata oggi la candidatura di Gianluca Posocco a sindaco di Vittorio Veneto. Sono state sciolte le riserve dopo alcune settimane molto turbolente. Sì, ormai sapete tutti quello che è successo, adesso abbiamo sciolto le riserve. Perché? Perché comunque con me ci sarà un gruppo di persone che, lo ripeto, veramente competenti, di alta professionalità, equilibrate, che sanno ascoltare gli altri e ascoltare tutte le idee, però con l'obiettivo comune, che è lavorare per una Vittorio Veneto rivolta al futuro. Quindi iniziamo questa avventura. Quali sono le liste che sosterranno la candidatura di Gianluca Posocco? Allora, ci saranno due civiche, una con capogruppo Tony Darè, un'altra civica col mondo, diciamo, della cultura e del terzo settore, dove ci saranno l'Antonella Caldart, l'Antonella Uliana e altre belle persone. E Forza Italia che non era scontato, ci supporta con belle persone e che sono anche amici. Qual è l'emozione nell'intraprendere questa importante sfida? Emozione c'è, ma c'è soprattutto la volontà di arrivare a far capire alla gente quello che vogliamo fare. Quello che vogliamo fare, che parte da una base che è stata gettata in questi 5 anni e che va veramente portata avanti con delle novità importanti, facendo tesoro anche degli errori che in qualche volta sono stati fatti. Ecco, per quanto riguarda il programma, in sede di presentazione oggi lei ha dato già alcune idee anche piuttosto importanti per la città. No, idee importanti, sì, al di là del programma che verrà scritto bene, ma insomma, senz'altro la rivoluzione urbanistica che va a essere fatta, rivoluzione inteso come ordine urbanistico, quindi ci sono tanti immobili vecchi, magari ereditati, magari che non vanno comunque ristrutturati perché la gente non ha le forze economiche o non ha la volontà di ristrutturarli. Daremo un contributo per l'abbattimento, purché quell'area rimanga verde. Con il piano di interventi e il regolamento di crediti edilizi, questi crediti edilizi verranno concentrati nelle aree prestabilite. L'esempio che ho fatto è la volontà di abbattere la vecchia Cosmo e creare un'area verde in centro. Senz'altro è una cosa che non ha costi, quindi da un punto di vista del bilancio sì, ha dei costi ma insomma supportabili, e senz'altro va fatta. E poi sappiamo che Vittorio è una città magnifica, verde, circondata con gli altri comuni, laghi, sentieri, dove tutti praticano sport, sì, però c'è un'area industriale dove 6.000 persone tutti i giorni vanno a lavorare, un'area industriale sprovvista di servizi più elementari. Quindi il compito è di intervenire in quell'area dando dignità, mettendola in ordine, creando anche un parco per chi a mezzogiorno non ha voglia di andare in mensa a mangiare, ma si porta un panino e passeggia nel parco, riordinare la strada, creare i servizi per il camionista che viene dall'estero alle 2 di notte e trova tutto chiuso. Partnership con le tante aziende leader al mondo, quindi abbiamo tanto da lavorare. Poi c'è tutto il resto del programma. E Villa Papadopoli? Villa Papadopoli, grazie al buon Tony Darè, finalmente, anche se ci vorrà un po' di tempo, abbiamo deciso di prenderla per mano perché abbiamo capito anche come recuperare le risorse e quindi ridare finalmente alla città, restituire alla città questa bellissima villa, dove verrà collocata la biblioteca. Tante idee oggi in sede di presentazione. Come avrete intenzione di muovervi nel corso delle prossime settimane di campagna elettorale e soprattutto come avrete intenzione di rispondere anche agli attacchi che già sono cominciati? Ma gli attacchi non rispondo, cioè non ha senso. Andiamo a parlare di programmi e cercheremo di muoverci nella maniera più porta per porta. Le persone lo sanno fare, sono persone veramente sulla lista in gamba che corrono e hanno anche hanno tante persone che ascoltano. E diciamo che il candidato, appunto, l'abbiamo deciso l'altro ieri, alla fine la squadra è venuta su, sono tante persone che vogliono mettere in lista, adesso pian piano ci faremo vedere. E ai vittoriesi che cosa si sente di dire? Di aver sempre presente che viviamo in una città meravigliosa e essere orgogliosi di essere vittoriesi.